Aumentano i casi di febbre da West Nile in provincia di Padova. Sono arrivati a 39 ad oggi le persone infettate dal virus, mentre sono 4 i morti, 3 verificati e 1 in fase di accertamento. Ora in ospedale sono circa una ventina i pazienti ricoverati. Tra di loro anche trentenni e quarantenni, a testimonianza che non è una malattia che colpisce solo gli anziani. La provenienza dei pazienti riguarda tutta la provincia: Padova, Arzelgrande, Correzzola, Pontelongo, Selvazzano Dentro, Anguillara, Legnaro e Villafranca Padovana. Un virus che sta soppiantando i ricoveri per Covid, almeno nel reparto di malattie infettive. La direttrice Anna Maria Cattelan, infatti, sottolinea come questo virus stia impegnando molte energie nel reparto. Il consiglio che dà è di consultare subito l'ospedale o un medico in casi di febbre alta, cefalee, vomito e smarrimento.